Senti, alle 12 ci sarà questa prova del T-Alert, quindi questa prima prova della Regione Veneto che segnala agli utenti e tutti quanti, arriva un messaggino sul telefonino che è una prova praticamente, perché se capitano altre emergenze, in modo da che la popolazione sia informata in velocità. Tu cosa ne pensi? Io personalmente penso che sia una cosa negativa, nel senso che i soldi vengono sperperati per cose sicuramente valide, ma ci sono altre priorità. Esempio, pensare ai bisogni reali della popolazione, esempio i marciapiedi, esempio le strade, esempio le problematiche sulla disabilità, certo. Visto che continuiamo a citare tante cose, ma alla fine non abbattiamo mai nessuna barriera o nessun ostacolo, quindi svegliamoci un po'. Grazie caro. Prego. Buongiorno. Senti, sai che oggi alle 12 ci sarà un evento un po' particolare? Sì. Questo degli messaggini. Il messaggino per l'allerta. L'allerta perché se capita, è una prova che viene fatta dalla Regione Veneto, come è stata fatta anche in altre regioni. Ma anche all'estero, comunque ormai funziona già da parecchi anni. Io sono favorevole, anzi, per noi che lavoriamo fuori all'esterno è un vantaggio in più in caso di brutto tempo, riusciamo a mettere via senza avere i disastri che sono successi. E anche per la popolazione, perché comunque se qualcuno si trova per strada o deve fare qualcosa, insomma, sa già come comportarsi, ecco. Speriamo siano validi più che altro, nel senso che funzionino effettivamente come dovrebbero funzionare. La loro funzione è quella di avvertire, speriamo sia questo l'effetto, ecco. Complimenti perché vedo qua sempre cose estremamente siamo carine. Tornati da poco. Poi un sacco di donne, tra l'altro, che fa sempre bene l'occhio. Siamo tornati da poco, abbiamo tutta la nuova collezione, sono già arrivati i maglioncini in cashmere, tantissimi completi, che dire, veniteci a trovare, venite a provare tranquillamente senza nessun impegno, noi siamo sempre qui e vi aspettiamo. Grazie cara. Buona giornata, grazie. Cose signore, a 12 euro 700 ml made in Italy. Dipende da quanto grande è il tuo ambiente. Voi lo sapete che alle 12 arriva quel messaggino di allarme su tutti i telefoni del Veneto? Sì. Cosa ne pensate? Proprio ieri, guarda, è arrivato questo messaggio. Sei contento che lo fanno? Sì. È una cosa positiva? No, è giusto. Grazie. È giusto, prego. Buona giornata, Cris. Ok. Allora, come stiamo andando? Buongiorno, stiamo andando bene, il tempo è clemente oggi, anche se avevano messo un po' perturbato, ma ci lascia stare. E ricordo sempre ai nostri clienti che il 1° ottobre faranno un mercato straordinario e quindi vi aspettiamo sempre numerosi. E vi ricordo sempre che siamo presenti anche con il nostro banco al sabato a Piave di Sacco, visto che le clienti di Chioggia sono presenti anche in quel bel mercato là. Grazie a tutti e buona giornata. Tutti. Prego signor Andrea. Alle 12? Alle 12 spegniamo il telefonino.
alle 12 spegniamo il telefonino perché invece di sistemare i fiumi, tagliare i boschi eccetera, ti mandano l'allerta, attento che può fare questo, attento che può fare, come quando c'è la buca nella strada, invece di chiudere la buca mettono il cartello attenti alla buca, e a me questo non mi va bene, quindi io spengo il telefonino per protesta. Ciao a tutti! A mezzogiorno vi ricordo che ci sarà il messaggio regionale per l'allerta disastri naturali, cataclismi, non so. Speriamo che non sia di auspicio, insomma, che speriamo che funzioni e che non debba mai funzionare. Potrebbe avvisarci quando arriva la slime. Se arriva la slime ci vuole un messaggio ben più grosso. Insomma, lo so quanto la nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia, la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia.